Eder. Mech. Pallister. Immagino che anche avendo studiato cose relative all'esame di criminologia, alla laurea in criminologia, tu sappia di cosa sto parlando. Allora, tu sai che quando uno muore il sangue si deposita a seconda della posizione che uno assume verso il basso, no, per la forza di gravità. Quindi lei era rannicchiata sul fianco destro, leggermente in avanti, quindi rannicchiata, per quello lo dico, perché se fosse sul fianco esattamente estesa, diciamo perfettamente parallela col fianco al fondo su quale era distesa, ci sarebbero delle macchie anche nella schiena. Invece la schiena è chiara come la parte sinistra anteriore, quindi vuol dire che era sul fianco, però con la parte anteriore destra più in avanti rispetto alla schiena, quindi rannicchiata. Il discorso qual è? Si vede che quando è stata ritrovata era rannicchiata sì, ma sul fianco sinistro, quindi vuol dire che l'hanno lasciata morta per un po' di tempo sul fianco destro, poi l'hanno presa e l'hanno trasportandola l'hanno girata praticamente, cioè l'hanno rimessa non com'era ma in senso inverso, e quindi l'hanno appoggiata sul fianco sinistro. Se fosse morta fin da subito in quella posizione, sarebbe quindi suicidio, non suicidio, ma comunque morta in quella posizione, le macchie sarebbero dall'altro lato. Questo quantomeno elimina totalmente l'ipotesi del suicidio. Le macchie dovrebbero stare a sinistra e invece stanno a destra. Nel trasporto l'hanno depositata al contrario rispetto a come stava dopo la morte. Ti dirò di più. Il rovesciamento potrebbe essere dovuto al trasporto nel bagagliaio. Immagina la scena dell'inserimento. È più facile appoggiarla al bordo e ribaltarla che adagiarla fino in fondo senza farle cambiare verso. Poi quando l'hanno prelevata, invece, l'hanno semplicemente tirata fuori così com'era e quindi girata. Questa però è abbastanza una speculazione. Il fatto che sia stata girata ben dopo la morte a mio parere è oggettivo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.